Siete pronti per un trekking immerso nelle Dolomiti che vi porterà fino a un rifugio con una vista spettacolare sulle tre cime? Oggi una penna in valigia vi porta in Cadore per un'escursione super panoramica fino al rifugio Fratelli Fondasavio. Vi ho incuriosito? E allora si parte! Una volta raggiunto il lago di Misurina, proseguiamo lungo la strada fino a questo cartello. Lo troverete alla vostra destra e qui c'è anche un piccolo parcheggio. Buongiorno ragazzi, siamo appena arrivati al lago di Misurina e adesso partiremo per un trekking con direzione rifugio Fondasavio. Il sentiero inizia dopo questa transenna e come potete vedere il primo tratto è abbastanza semplice e si presenta come un ampio sterrato. Continuando a camminare poi troviamo le prime indicazioni per il sentiero 115. Una volta attraversato questo piccolo ruscello, il percorso si snoda in mezzo al bosco, ma non illudetevi troppo perché a breve l'ombra sarà solo un lontano ricordo. Continuiamo così per alcuni minuti e il sentiero si fa via via sempre più stretto e aumenta anche la pendenza, quindi affrontatelo solo se avete un discreto livello di allenamento. Dopo circa 30 minuti di cammino lasciamo il bosco alle nostre spalle e ci si apre un panorama da favola. Ci troviamo a circa 2000 metri di altitudine e da qui il percorso sarà completamente esposto al sole, quindi evitatelo nelle giornate più calde. Noi pensavamo di essere quasi arrivati, ma in realtà no, tu perché pensavi. io pensavo di essere quasi arrivata, in realtà no, perché dobbiamo arrivare fin lassù. Anche se la vetta sembrava vicinissima, infatti c'è ancora un bel tratto da percorrere per arrivare al rifugio. In compenso vi sembrerà di camminare all'interno di un dipinto. Sì, si è messo pure a piovere ragazzi, però il rifugio non è distantissimo. Eccolo là. Ci ripariamo un attimo e poi continuiamo a salire. Buone notizie, sta smettendo di piovere, quindi forse riusciremo a vedere il rifugio con il sole. Nel frattempo la salita si fa sempre più ripida e incontriamo ghiaia e rocce. Siamo però sempre più vicini e nell'ultimo tratto troviamo questa salita attrezzata che ci porta fino al rifugio Fondasavio. E visto che è uscito anche il sole non potevamo chiedere un'accoglienza migliore. Questa terrazza panoramica vale da sola tutta la fatica, ma non è questa la parte più bella. Per godercela come si deve facciamo prima una meritata pausa merenda e poi ci spostiamo verso il retro del rifugio. Da qui continuiamo a salire fino a raggiungere quella bandiera, che indica il punto panoramico da cui si possono ammirare le tre cime di Lavaredo. Sicuramente un punto di vista insolito sulle montagne più famose delle Dolomiti. Da questo punto partono diversi sentieri e vie ferrate, ma sono le 16 passate ed è ora di rientrare. Adesso torniamo verso la macchina e quindi prendiamo la direzione Misurina-Antorno. Così facendo percorriamo lo stesso sentiero dell'andata, ma al nostro rientro ci aspettano tantissime mucche. Allora ragazzi, escursione appena terminata, che dire, davvero molto bella. Noi ci abbiamo impiegato circa 2 ore a salire e 1 oretta e un quarto, vero? A scendere con qualche tappa, quindi assolutamente fattibile, ma preparatevi perché c'è una bella salita, però non ci sono punti esposti, quindi ne vale assolutamente la pena. 500 metri di dislivello. 500 metri di dislivello. E se volete rilassarvi ricordatevi che a poche centinaia di metri avete il lago di Misurina. Noi ci siamo fermati qui per un aperitivo e poi ci siamo spostati in un paese vicino per una cena in un locale molto particolare. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.